in collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso la nostra passione sono i clienti. La cantina e vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. L'Associazione Culturale Intermezzo di Nuoro vi invita dal 23 al 31 luglio alla 35esima edizione del Calagonone Jazz Festival. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bellissima questa musica, la musica di Suentu, la musica che ci accompagna da 9 anni a Panorama Sardo. Come sta andando Cultura e Festival 2022? Siamo in apertura di questa quarta puntata stagionale di Panorama Sardo Special Estate. Quest'anno è il 15° anno del Cultura e Festival, quindi quale occasione migliore di festeggiarlo con un grandissimo nome come Marcus Miller. Quindi è un sogno questo che si realizza dopo tanti anni, in quanto stavo inseguendo Marcus da una vita. L'avevo già visto dal vivo con Miles Davis qua a Cagliari, ero bambino per diverse volte, quindi e oggi il sogno si è avverato. Noi veniamo sempre a trovarla, maestro Pittau, però questa volta, dopo aver ascoltato i commenti la scorsa settimana del nostro amico Piero Marras, vorrei sapere come riflette su quanto è accaduto tra l'assessore al turismo Gianni Chessa e il suo collega Paolo Fresu. Paolo indubbiamente è un carissimo amico, ha tante ragioni per parlare così, ma mi metto anche nei panni dell'assessore. Sicuramente ci sono tante cose da cambiare, i criteri da cambiare nei bandi regionali, sia della cultura che del turismo appunto. I criteri sono da rivedere perché ci sono delle cose non tanto, come dire, logiche. Però di sicuro posso dire che il turista è interessato ovviamente del folklore, ma è appassionato a tutti i generi di musica, jazz, funky, soul. Questi 13 anni con un evento importante che dura tanti mesi, Cultura e Festival, com'è stato questo rapporto con la Regione, con il passare del tempo?
Diciamo che i bandi hanno dei criteri che, ad esempio quello della cultura, dopo il quinto anno puoi già chiedere un contributo. Quindi io sono andato avanti aspettando il sesto anno di vita e poi dal sesto anno in poi c'è la premialità, c'è un punteggio, però ripeto è tutto un po' macchinoso e poco logico. Si parla poco di meritocrazia, dei titoli di chi presenta un progetto e quindi diciamo che andiamo avanti perché la passione ci spinge ad andare avanti nonostante le poche risorse che la mia associazione ottiene ogni anno. Qual è il calendario 2022? È tutto correlato a quanto stiamo dicendo. Diciamo che quest'anno stiamo navigando a vista, stiamo ancora aspettando i contributi del 2021 e stiamo ancora cercando di capire che contributi avremo per il 2022. Quindi abbiamo degli artisti bloccati e quindi di conseguenza capiremo veramente a breve, spero, se a settembre, ottobre, novembre e dicembre riusciremo a fare degli eventi che sono programmati, sempre con artisti di star internazionali che arrivano dagli Stati Uniti. Quanto costa un cartellone come quello di Cultura e Festival che parte alle soglie dell'estate e finisce in pieno autunno? Oscilla tra i 100 e i 200 mila euro, quindi è un grosso sacrificio, ma diciamo, è come un puzzle. Riusciamo a ottenere i fondi con degli sponsor, risorse proprie, risorse pubbliche, è un puzzle insomma. Gli altri anni è sempre riuscito in un modo o nell'altro a chiudere il conto? Sì, sempre, non abbiamo mai avuto fortunatamente alcun problema. Sì. No, per fortuna non abbiamo mai fatto passi che poi ci abbiano, come dire, obbligato a passare dei guai, no, ci mancherebbe altro. Per il nostro telespettatore meno attento, diciamo che il vostro festival è un festival storicamente errante per tutta l'isola. Esatto, sì, diciamo che è nato in origine come un festival che partendo dalla musica abbracciava tutte le arti e si estendesse in tutta l'isola, nei vari comuni dell'isola. Fuori dall'Italia, appunto, in Olanda, in Bulgaria, in Inghilterra tante volte, quindi c'è grande attenzione. Noi abbiamo visto alcuni brani dell'apertura della stagione al Teatro Lirico. E quanto è difficile agganciare un protagonista della musica mondiale come lui? Sì, sono personaggi che credono in determinati progetti, cioè deve avere una storia perché l'artista, il grande nome, venga a un tuo progetto, non solo, come nel caso di Cicoria e Pat Metheny in passato. Questi due grandi star hanno realizzato un concerto accompagnati dall'Orchestra da Camera della Sardegna, quindi avevano delle garanzie appunto artistiche e professionali e hanno sposato subito i due progetti. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza.
passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Immagina un mondo migliore. Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere. Senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo Beyond Zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo qui allo spazio Conad. Insomma, abbiamo deciso insieme a loro, noi della Nuova Sardegna, di lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti della gente. In questo momento in cui ci sono grandi difficoltà nella spesa alimentare, nel costo dell'energia e le bollette che rincarano, e quindi noi che facciamo molto sul sociale come la Conad abbiamo deciso insieme ogni giovedì fino alla fine di settembre per ora di garantire il 10% di sconto a chi fa la spesa alla Conad. Il coupon che sarà pubblicato sulla Nuova Sardegna vale dal giovedì fino al mercoledì, poi ce n'è un altro, ogni settimana uno diverso. Devo ringraziare Fabrizio Piras perché ha messo insieme tutti gli spazi Conad del centro-nord della Sardegna e quindi è un'operazione bella, positiva sicuramente, di affezione, di attenzione nei confronti della gente che compra la Nuova Sardegna e viene a fare la spesa qui alla Conad. Il 10% di sconto su tutti i prodotti freschissimi, allargato chiaramente anche ai prodotti di panetteria, dove coinvolgiamo su questa iniziativa tutto il Nord Sardegna, quindi tutti i canali Conad che aderiscono chiaramente all'iniziativa. Ringrazio anche la cooperativa chiaramente Conad Nord-Ovest che ci ha dato un sostegno affinché possa essere chiaramente allargata a tutti i punti vendita e con la quale chiaramente porteremo avanti questo progetto inizialmente per 10 settimane, per poi vedere chiaramente di dare un proseguo su tutto, magari ampliando anche a tutto il territorio regionale. Infatti è importante per questo, è un inizio, cominciamo con questo coupon e questo sconto del 10% fino alla fine di settembre e speriamo di fare altre cose, anzi siamo convinti e stiamo pensando di fare altre cose, sempre di progetti sociali, vicini alla gente, alle famiglie che hanno difficoltà
fare la spesa. Anche perché abbiamo scoperto dei valori comuni. Esatto, forti, nonostante diciamo la distanza, perché noi ci occupiamo di grande distribuzione, voi vi occupate di comunicazione, però i valori sono quelli e quindi è giusto portarli avanti. Il giornale si fa soprattutto per questo, per stare vicino alla gente e denunciare le cose che non funzionano per migliorarle. E questa è un'occasione per fare insieme una cosa che secondo me troverà un grande riscontro perché la gente ha bisogno di aiuto. Io ringrazio Antonio. Grazie a te, arrivederci. Il progetto Tyrrhenian Lab di Terna ha l'obiettivo di istituire in collaborazione con gli Atenei di Cagliari, Palermo e Salerno un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino di Terna che unirà Campania, Sicilia e la Sardegna per un totale di 950 km di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti, favorendo l'integrazione dei flussi di energia provenienti da fonti rinnovabili. Il master, che inizierà il prossimo novembre, sarà composto di 4 moduli per un totale di 60 crediti formativi, con percorsi personalizzati in base alle precedenti esperienze accademiche dei partecipanti, laboratori di programmazione e attività sul campo. Gli studenti con laurea magistrale in materie tecnico-scientifiche potranno presentare domanda di ammissione entro il 18 settembre. Una volta terminato il master, i 15 studenti selezionati con il supporto degli atenei coinvolti saranno assunti da Terna e potranno operare nella sede di Cagliari in qualità di esperti di algoritmi e modelli per il mercato elettrico, esperti di sistemi di analisi e regolazione, esperti di gestione degli apparati di campo, esperti dei sistemi della stazione Tyrrhenian Lab. Dottor Del Pizzo, le università di Cagliari, Palermo e Salerno, il Tyrrhenian Lab, quindi un progetto 950 km di cavidotto che uniscono queste propagini d'Italia, un'Italia che si deve mettere un abito nuovo dal punto di vista energetico. Ed ecco qui il master. Ma se lei lo raccontasse in aereo, a 50 minuti di tempo al passeggero occasionale, come la racconterebbe questa nuova sfida? La racconterei come una sfida per il Paese, una sfida di costruire competenze che sono un asset strategico per la nostra Italia, che deve affrontare la transizione ecologica e per poterla affrontare ha bisogno sia di asset e di investimenti, miliardi di euro da investire nelle fonti rinnovabili, nella trasmissione elettrica, nella distribuzione, nei sistemi di accumulo, ma anche nel bagaglio di competenze strategiche per il futuro, cosa che abbiamo necessità di promulgare e soprattutto di sviluppare in collaborazione con le istituzioni. In questo percorso abbiamo scelto di sviluppare un percorso di formazione specialistica, il master di secondo livello con l'Università di Salerno, di Palermo e di Cagliari. Questa è la prima edizione, siamo entusiasti e emozionati del fatto che oggi parte questo percorso, saranno più edizioni, abbiamo programmato almeno 3 edizioni di questo master con l'obiettivo non soltanto di formare ma di crescere, e questa crescita vuol dire costruire un centro di ricerca applicata su queste 3 sedi, Cagliari, Palermo e Salerno, dove assumeremo almeno 200 persone, stiamo immaginando un indotto di almeno 800 persone, quindi la creazione di 1000 nuovi posti di lavoro di alta specializzazione nella vocazione di quello che è un lavoro del futuro, un lavoro che richiederà nuove professionalità e su cui crediamo come Italia e come italiani possiamo esprimere un'eccellenza. E di cui il Paese sostanzialmente ha bisogno, perché lei parla di creare nuove professionalità multidisciplinari, ma fra 5 anni lei come immagina uno di questi nativi digitali con la super laurea e il super percorso? Guardi, i percorsi di specializzazione ma di integrazione di competenze multidisciplinari costituirà il professionista del futuro. Oggi è evidente che mettere insieme un laureato in ingegneria elettrica, un laureato in ingegneria informatica
è ben diverso di avere una persona che in se stesso riesce a collassare queste due competenze, perché la prospettiva e la capacità di inventare, di immaginare un mondo diverso passa attraverso la contaminazione delle competenze che sono interdisciplinari. Non basta più il team multidisciplinare, servono competenze multidisciplinari messe a servizio di un problema che ha delle trasversalità molto importanti come quella della transizione. È un punto di partenza, noi siamo convinti che questo punto di partenza sia un valore per i giovani, sia un valore per il Paese e anche un valore per Terna che ci sta investendo tanto. Noi abbiamo un forte commitment a raggiungere questo risultato e siamo sicuri che lo otterremo. Il professor Fabrizio Pilo guida una delle gambe portanti dell'Ateneo di Cagliari, l'innovazione e il territorio. E questo è anche, lo scenario ideale per rilanciare e far capire quanto sia importante la partecipazione con altri due Atenei, Palermo e Salerno, al progetto di Terna che scaturisce con un master. Di cosa parliamo, professore? Parliamo di un progetto che ha come ambizione quella di accompagnare un grande investimento tecnologico con un investimento in conoscenze. Tutte queste tecnologie non possono partire senza lo sviluppo di nuove competenze e quindi servono processi di formazione di alto livello. Questo è un master universitario di secondo livello, forma professionisti con laurea magistrale per diventare i supereroi del futuro adatti a sviluppare la transizione energetica nel contesto del sistema elettrico nazionale. Sistema elettrico nazionale, supereroi, la Sardegna e l'Università di Cagliari. Quali sono i dipartimenti coinvolti? Cerchiamo ingegneri, matematici, fisici, economisti, esperti del trattamento dei dati. Tra questi ne sceglieremo 15, non so dire come saranno distribuiti questi 15. Quello che però verrà fuori è un professionista nuovo, multidisciplinare, che sa di trattamento dati, di comunicazione, di ingegneria, ovviamente ha un suo background culturale specifico, ma anche una competenza molto più ampia e questo è quello che serve per il futuro. A un pubblico vasto, se lei dovesse spiegare la transizione ecologica che è determinante e inserita nei piani del PNRR, come la spiegherebbe, come la racconterebbe? Io direi che è un processo molto lungo e complicato, non semplice. L'80% della nostra energia viene prodotta da fonti fossili, non lo vogliamo più fare e quindi sostanzialmente dobbiamo elettrificare il più possibile e usare energia verde. Sembra banale a dirsi, ma è molto complicato. E adesso questo percorso di questo master va nella direzione di nuove figure professionali e per inciso i 15 partecipanti del master per i prossimi 3 anni, saranno in totale 45 persone, saranno pagati per frequentare il master e saranno assunti a tempo indeterminato da Terna, quindi è un percorso di formazione molto concreto, molto serio, con grandi prospettive. Ovviamente si tratta di vedere l'università come una fucina di queste possibili e forti eccellenze. L'università è una portatrice sana di competenze, quindi stiamo portando le competenze, le stiamo trasferendo ai giovani, le stiamo attualizzando, le stiamo innovando anche nei modi di trasmissione del sapere, però di fatto è l'università che è il motore di tutto questo percorso di formazione. Non può essere da sola, perché deve essere calata nel mondo industriale, nel mondo del territorio, e quindi il fatto di lavorare con un partner come Terna ovviamente è un elemento importantissimo. Alle 12 del 18 settembre scade la possibilità per i giovani neolaureati di iscriversi a questo master da supereroi, come l'ha definito lei. Ecco, qual è il consiglio che dà a uno studente? Di mettersi in gioco, non è un master semplice. Immaginando di essere, che so io, un economista esperto del dato, dover imparare i sistemi di telecomunicazione, le reti, quindi concetti di ingegneria completamente alieni al percorso. Non è semplice, non è facile, è individuare, è anche molto competitivo, 15 persone su un lotto di partecipanti che mi aspetto molto, molto grande. Il suggerimento che do è mettersi in gioco, accettare la sfida. Noi l'abbiamo accettata nel progettarlo questo master, spero che ci siano dei ragazzi in gamba che abbiano voglia di accettare questa sfida per il loro futuro. Ovviamente non sono solo i ragazzi di Cagliari, i ragazzi di Cagliari saranno in competizione con uno scenario nazionale, quindi niente, in bocca al lupo, spero che abbiano la voglia e il coraggio di mettersi in gioco. Professor Fenu, strategia, un'incombenza che è epocale, quella della transizione energetica, il ruolo dell'università in Sardegna e questo master in collaborazione con Terna, peraltro ci sono dentro altri 2 atenei, quelli di Palermo e Salerno. Ecco, se lei dovesse trarre una sintesi, dove va a parare l'Ateneo e che sensazioni ha? Ci sono evidentemente all'interno di questo master aspetti particolarmente positivi,
tanto di collaborazione ad altissimo livello con Terna, in un momento storico dove la transizione energetica e digitale sono di particolare rilevanza per il Paese, ma direi più in generale su scala mondiale. Il raccordo con le università con le quali abbiamo un ottimo rapporto da tempo, la creazione di figure professionali che, pur provenendo da diversi ambiti STEM scientifici, riescono a costruire delle competenze che sono rare in questo momento e sarà estremamente importante che vengano create con competenze reali sul territorio sin da subito. La Sardegna richiede, e non è un dettaglio, insomma, una transizione verso numeri che sono legati al fossile da abbandonare un po' per tutti e in tutto il mondo occidentale. Richiede anche posti di lavoro, questo master ha delle opportunità mica da nulla, insomma. Questo è corretto, di norma un master forma degli studenti, questo master di secondo livello, quindi di particolare qualificazione, laureati magistrali, ma ha in più che chi intraprende questo percorso, chi viene selezionato per questo tipo di competenze, ha già una via tracciata e dunque oltre ad avere una borsa di studio che lo aiuta in questo processo che durerà un anno, ha sostanzialmente un posto già all'interno di Terna assicurato. L'Università di Cagliari è pronta a formare queste che il professor Pilo ha definito questi supereroi, queste risorse da supereroi. Allora, saranno forse dei supereroi, saranno sicuramente delle persone molto qualificate. Noi sappiamo di avere una qualità che cerchiamo di fornire al più alto livello possibile per i nostri laureati magistrali. Questa sarà una selezione di quei ragazzi e sono certo che i risultati saranno quelli attesi. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Ogni cosa che ci circonda nasce da un sogno e diventa futuro. Il nostro è un viaggio che evolve nel tempo, trasformandosi in un nuovo mondo. Dove le performance sono sostenibili, la tecnologia hybrid è di serie su tutta la gamma. Suzuki 100% hybrid. Suzuki, tecnologia da incentivi. Suzuki. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it.
Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Tele Sardegna 2.0, la presentazione del palinsesto. Mercoledì 27 luglio, ore 21, conduce Massimiliano Medda. Vi assicuro che non ce ne dimenticheremo mai neanche noi. Questo si deciderà sarà facendo. Dal muro eretto nel 1943 è abbattuto dal sindaco De Logo alle 14 corsie di marcia dallo storico colonnato di Via Roma al Molo ad Isola Pedonale in meno di un anno e mezzo. Un progetto già finanziato con 10 milioni di euro che avrà il via libera in Consiglio Comunale prima di Ferragosto e si concretizzerà con la consegna dei lavori all'inizio di gennaio. Tempi previsti per la realizzazione 14 mesi. Una via Roma pedonale con un percorso dedicato esclusivamente al traffico locale che si affaccia ad un porto destinato in tempi brevissimi esclusivamente al transito della nautica da diporto. E vediamo adesso come l'architetto Stefano Boeri ha pensato la via Roma che vedremo tra circa un anno e mezzo. Attualmente il waterfront di Cagliari, strutturalmente determinato dalla presenza del porto e del quartiere della Marina, è caratterizzato da una forte e progressiva impermeabilizzazione del suolo, con conseguenti effetti negativi anche in termini di perdita della biodiversità, dalla presenza di una viabilità non razionalmente ordinata che rappresenta un elemento di ostacolo tra il tessuto urbano e il mare. Il nuovo intervento voluto dall'architetto Boeri si propone di ripristinare il valore sociale e ambientale del lungomare di Cagliari attraverso un'arteria verde che riprenda l'originaria funzione ottocentesca della via Roma. A partire dalla tradizione cagliaritana dei viali alberati, il progetto definisce uno spazio pubblico continuo, pedonale e ombreggiato che funzioni da polmone verde e sia un elemento connettore sia in senso longitudinale tra la stazione delle Ferrovie dello Stato e la piazza Ingrao, sia in senso trasversale tra la città e il mare. A partire da studi trasportistici che hanno ridisegnato il sistema della mobilità, il progetto prevede infatti il restringimento in sole 2 corsie della viabilità principale per estendere lo spazio pubblico della città fino al mare. Grande importanza è data al verde, in linea con la filosofia di forestazione urbana della città, per tutelare la biodiversità, combattere gli effetti del cambiamento climatico e purificare l'aria, con la piantumazione di più di 200 nuovi alberi, oltre al mantenimento di tutta la componente arborea presente. Circa 5.700 metri quadri di aree verdi che garantirebbero la creazione di un nuovo parco cittadino facilmente accessibile da tutto il fronte di Via Roma. In questo modo il progetto contribuisce significativamente ad aumentare la presenza di verde in grado di trattenere polveri sottili e assorbire il CO2, oltre che abbattere l'effetto isola di calore e mitigare il microclima. Il progetto prevede la selezione accurata di essenze vegetali, materiali minerali e arredi urbani per creare un sistema coerente capace di restituire una percezione uniforme e identitaria del luogo, superando così la disomogeneità e il disordine dello stato attuale. Il contesto di intervento, denso di simboli e di storia, si trova infatti in uno spazio urbano dinamico e intermodale che è destinato a fungere da principale portale di ingresso della città di Cagliari, uno spazio che potrà tradursi in un giardino botanico lineare in cui riconoscere anche la storia della città di Cagliari, le sue contaminazioni e il suo carattere cosmopolita. Si può definire
Un momento storico per la città di Cagliari. È sicuramente un momento che tanti cagliaritani e tante amministrazioni attendevano da tempo. Oggi concretamente abbiamo la possibilità di ripensare, riqualificare, valorizzare tutto l'asse che va da Piazza Matteotti a Piazza Amendola, quindi anche la parte centrale della via Roma. Questo è il primo intervento che ci propone l'architetto Boeri con un progetto che è stato approvato, un progetto preliminare approvato venerdì scorso dalla Giunta e che ci porterà ad avere all'inizio di agosto il progetto definitivo e a poter fare la gara, diciamo, nell'autunno con l'obiettivo di aggiudicare, avere l'impresa che possa iniziare i lavori, diciamo, all'inizio del 2023 per riqualificare, ripeto, tutta la zona di Piazza Matteotti e la parte centrale della via Roma. L'obiettivo, come sempre che avevamo detto che all'amministrazione, che voglio personalmente, è quello di ricostruire un rapporto con il mare e costruire degli spazi pubblici che permettono di avvicinare la città al mare. Oggi c'è una cesura costituita da 14 corsie di auto tra la marina e il porto. Dobbiamo recuperare questo spazio come spazio pubblico dove non solo i nostri cittadini possano passeggiare, godere del fresco con delle grandi alberate, poter magari prendere un aperitivo, un caffè, far giocare i bambini, ma anche dove i turisti possano ammirare la città, perché diciamo che la sensazione di meraviglia, di spettacolo che hanno i turisti quando osservano la città dalla nave da crociera, quindi quando arrivano in città dalla nave da crociera, dal finestrino di un volo aereo, è la sensazione che rimane impressa in loro, quindi vogliamo potergliela garantire dal centro della città e garantirla anche ai nostri concittadini. Questo vuol dire che anche il porto dovrà cambiare volto, diventerà sempre più turistico. Questa è la strada che stiamo seguendo con l'autorità portuale. Ricordo che l'obiettivo è quello, stanno costruendo 7 nuove banchine all'imbocco del Porto Canale, l'obiettivo è di trasferire lì tutto il traffico che ha poco valore dal punto di vista turistico, quindi quello merci e quello passeggeri, e di concentrare tutta la parte, diciamo, invece che dà sulla via Roma, per creare un grande porto diciamo, turistico, quindi per i diportisti, e quindi tutta una serie di servizi e trasformare questa parte della città con anche il ripensamento di tutta la mobilità che è compreso nella seconda parte del progetto, diciamo, nella visione d'insieme che ci ha fornito l'architetto Boeri, e che era uno degli obiettivi, o meglio delle indicazioni che aveva precise nella gara d'appalto che si è aggiudicato proprio per la riqualificazione della via Roma e della piazza Matteotti. Sindaco Truzzu, è ipotizzabile un percorso unico che parte dalla via Roma, pieno il centro di Cagliari e arrivi a Santeria? Questo è uno degli obiettivi su cui stiamo lavorando come amministrazione, che abbiamo, come penso che sia il desiderio di gran parte dei cittadini cagliaritani. Come amministrazione stiamo facendo un lavoro anche sulla zona di Susico e Bonaria, sempre in collaborazione con l'autorità portuale, che permetterà di riqualificare la pineta e di creare un'altra passeggiata. Siamo in attesa alla conclusione dei lavori del ponte ciclopedonale, che hanno subito una serie di ritardi legati ovviamente agli aumenti dei prezzi dell'acciaio. Speriamo a breve di poterlo inaugurare e quindi di avere un superamento del canale di Terramagna e di collegarci così a Santelia e riqualificare, anche fare il terzo lotto del Parco degli Anelli, che consenta una vivibilità diversa del quartiere, magari anche con la realizzazione dello stadio. L'interrogativo importante: è già finanziato questo progetto? Il progetto, diciamo, di via Roma e piazza Matteotti sì, abbiamo a disposizione 10 milioni, per cui siamo, ripeto, in grado di far partire la gara già in autunno. Ovviamente tutta la parte di master plan, di valutazione d'insieme, di visione, che richiede una progettazione sulla strada a 4 corsie, una rivisitazione delle aree dell'autorità portuale in collaborazione con l'autorità portuale, richiede l'individuazione di finanziamenti, anche se devo dire che abbiamo in corso una gara di progettazione finanziata dal Ministero con 1,5 milioni, che prevede proprio la prosecuzione della visione delle linee guida che ci ha fornito l'architetto Boeri. E concludiamo con il protagonista dell'evento di presentazione di un progetto che a Cagliari è atteso da tanto tempo. C'è stato l'abbattimento del muro che divideva la città dal momento della guerra, e adesso Cagliari dovrebbe ritornare ai suoi cittadini in maniera totale. Via Roma è una faccia della Sardegna sul Mediterraneo, è il cuore
dell'Europa sul Mediterraneo. È un luogo straordinario e davvero oggi è una piastra della mobilità, una piastra d'asfalto, e quello che noi vorremmo proporre, che il Comune e il Sindaco hanno in mente di fare, è di trasformarla in una grande promenade pedonale che permetta finalmente a Cagliari di arrivare a contatto col mare e permetta anche di riprendere una storia di verdi, di viali verdi, di strade verdi, che è stata nel DNA di questa città. Quindi nella realizzazione del progetto lo spazio green è stato determinante. Determinante, noi crediamo che sia fondamentale per un grande spazio pubblico come quello di Via Roma avere alberi che naturalmente sono gli alberi storici di questa città, ombreggiamento, il verde ci aiuta a respirare meglio, ci aiuta a produrre ossigeno, ci aiuta anche proprio come pensare a spazi più conviviali dove si può incontrarsi, dove si può davvero vivere la dimensione collettiva della città a contatto col mare, quindi è una posizione straordinaria. Ci diceva il sindaco che il sogno sarebbe vedere questo percorso pedonale arrivare fino al quartiere di Sant'Elia, che poi è quello da recuperare. Certamente è un sogno possibile, bellissimo, perché il lungomare di Cagliari è un lungomare che varia nelle sue caratteristiche ma che è continuo, e quindi assolutamente sì, sarebbe anche un modo per recuperare un quartiere che è rimasto ancora oggi parzialmente isolato dalla vita del centro storico. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. High Drive, High Style. Nuova Toyota Aygo Cross. A testa alta e a inarrestabile. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti.
La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Bentrovati a un nuovo appuntamento di Panorama Sardo Estate. Oggi vi faremo vedere un mare dorato, quello del grano della Trecenta, che insieme alla Marmilla, al Medio Campidano, è stato sempre considerato storicamente il granaio d'Italia. Lo faremo insieme alla Proloco della Trecenta e in particolare a quella di Ortacesus, che ha organizzato la 6ª edizione nel nome del pane. Alle mie spalle gli operatori che rievocano la mietitura come nei tempi antichi, gesti che ci riportano a una normalità della quale abbiamo bisogno dopo anni di pausa. L'evento nel nome del pane si è trasferito al Museo del Grano di Ortacesus e noi siamo qui col primo cittadino di Ortacesus per farci anche raccontare un po' la ripresa di questo periodo che ci ha visto un po' fermi in questi 2 anni. Sindaco, benvenuto a Panorama Sardo. Sì, benvenuti a tutti voi qui al Museo del Grano e benvenuti a Ortacesus.
Sindaco, come si affrontano i nuovi eventi, le nuove sfide dopo quasi 2 anni di pausa con tante regole, tanti blocchi, ma adesso pian piano ci riprendiamo anche quella che è l'economia di questi eventi? Certo, vabbè, è stato un periodo molto difficile, è duro, però bisogna riandare avanti nel rispetto delle regole, certamente, però bisogna cominciare a riorganizzare un po' di eventi in tutto il territorio, questi piccoli paesi. Invitiamo a visitare questo museo che ho notato ha una rievocazione veramente precisa. Sì, certo, il Museo del Grano nasce qui a Ortacesus perché Ortacesus è da sempre un paese a vocazione agricola, così come un po' tutta la Tregenta è un paese dove l'agricoltura l'ha sempre fatta da padrona. Noi siamo un territorio che siamo specializzati nella cultura cerealicola e in particolare nella cultura del grano. Ci piace infatti ricordare che per i romani la Tregenta costituiva un grande approvvigionamento di grano, tanto che da essere considerato il granaio di Roma. E quindi in onore a questa cultura che negli anni '80 l'amministrazione comunale ha deciso di allestire questo Museo del Grano, all'interno del quale si può osservare tutta la vita del ciclo del grano, ma anche degli spaccati di vita degli agricoltori che hanno cercato di custodire anche le loro tradizioni e i loro prodotti e il valore appunto di questa cultura agricola che si presenta anche quasi come una vocazione. Assolutamente sì, grazie Sindaco. Noi continuiamo con i protagonisti di questa 6ª edizione nel nome del pane e andiamo a vedere chi sono. Ci troviamo all'interno del Sacoginedda, una rievocazione molto precisa di quella che era un'antica cucina della zona di Ortacesus, dove c'era il forno e tutti gli attrezzi per fare non solo il pane. E sono con Daniele Magia, socio della cooperativa che gestisce il Museo del Grano. Tutti. Socio della cooperativa Sugorongio che gestisce alcuni siti culturali, tra cui anche il Museo del Grano, museo di Ortacesus, quindi un museo che nasce come museo etnografico, poi negli anni 2000 convertito in Museo del Grano, unico museo del grano di tutta la Sardegna. Quindi quello che è il nostro compito è quello di raccontare la vita contadina che ha caratterizzato tutta questa zona, la Tregenta, ma non solo, tutto il medio campidano, considerato sino dal periodo romano granaio di Roma. Quindi tutta l'attività contadina che dal grano porta al pane casereccio. Queste attrezzature, questi manufatti che ci circondano in questo bellissimo museo sono tutti reperti che arrivano da famiglie del posto. Esatto, famiglie che hanno svolto questa vita, diciamo la vita di quando si viveva di solo grano. Quindi il grano considerato unica ricchezza e tutta la vita delle famiglie insomma, contadine ruotava intorno ad esso. Era una vita fatta di molti sacrifici, semplicemente per poi avere la farina e non morire di fame, quindi avere il pane e non morire di fame. Questo era un po' l'obiettivo. Quindi sembra strano oggi a dirsi più grano c'era meglio era, ma in realtà poi alla fine era così. Oggi abbiamo l'occasione di poterlo visitare perché c'è questo evento, ma il museo è fruibile tutto l'anno? Sì, noi siamo aperti tutto l'anno, la gestione di 365 giorni all'anno, ovviamente quello che è la nostra missione, insomma, far rivivere a chi l'aveva vissuta o far scoprire a chi non ha mai conosciuto questo mondo, quindi un salto indietro nel tempo, una giornata, come si dice, tra virgolette, contadina, quindi far vedere innanzitutto dove cresce il grano. Sembra una cosa banale, ma ci accorgiamo che molti bambini non si rendono conto che il grano poi cresce in campagna, c'è ancora il contadino che semina i chicchi di grano nel terreno. Dopodiché
Il visitatore diventa protagonista, quindi dopo aver fatto la visita guidata del Museo del Grano è proprio lui che fa il pane, quindi c'è l'accensione del forno e la cottura, quindi il visitatore poi in realtà porta a casa con sé un piccolo ricordo della giornata trascorsa da noi. Voi siete partiti nel dicembre 2005 e in tutti questi anni io ho avuto la fortuna di venire alcune volte qui, non solo per gli eventi ma anche a livello personale. Sembra proprio di essere in quel contesto reale. Allora, quello che ci dicono spesso e volentieri i nostri visitatori, appunto, sembra un museo vissuto, anche solo il profumo del pane o del grano, effettivamente non è come visitare un altro qualsiasi museo. Ogni attrezzo, come stavamo dicendo prima, ogni particolare non è messo a caso laddove è collocato, ma è messo secondo un progetto scientifico. E ovviamente la cosa particolare è che per esempio ci troviamo in Sagogina. Stamattina qui abbiamo fatto il pane, in realtà abbiamo sfornato il pane fatto come si faceva 100 anni fa, e quindi ovviamente questi profumi ricordano quello che era la vita di tantissimi anni fa. Insomma, io ho il ricordo per esempio dei miei nonni quando vengo in questi eventi, ma non lo dico io, lo dice chi viene a trovarci in realtà. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Tele Sardegna 2.0, la presentazione del palinsesto.
mercoledì 27 luglio, ore 21. Conduce Massimiliano Medda. Vi assicuro che non ce ne dimenticheremo mai neanche noi. Questo si deciderà da Francesco. Uno dei protagonisti nella mietitura del grano di oggi qui a Ortacesus è Giuseppe Agus, direttamente da Soleminis. Caro Giuseppe, però io ti chiedo, questo zaino che è alla tua destra, ce lo racconti? Raccontare, questo è il recipiente che usavano prima e anche adesso per andare a caccia, per lavorare, per portarsi la roba da mangiare. Essendo in pelle, un po' la cosa rimaneva fresca, capito? Perché fa un po' di isolamento per la cosa, capito? Come si chiama questo zaino? Sardo noi le chiamiamo muciglia. Come gli stessi spagnoli lo chiamano alla stessa modo? Non lo so, io so che da piccolino, io sono originario di Olianova e le chiamavamo muciglia. Perché questa c'ha di età, c'ha più di 50 anni, capito? Le avevo comprato la pelle e dato a un calzolaio e me l'aveva fatta un calzolaio, un amico di famiglia. Quindi anche questo è un arnese della tradizione, uno strumento. Giuseppe, ma da quanto tempo è che tu mieti il grano? Te lo ricordi la prima volta? Io lo faccio adesso, mi hanno insegnato, non sono agricoltore. Altre cose le ho fatto come quando ero piccolino, le fave, andavamo a raccogliere le fave, le pestavamo con i piedi, capito? Tutti gli altri, sia le lenticchie, Sargentilla, su Visedo, in sardo, su Visedo mi sembra che sono le cicerche, quelle, tutte altre cose che si viantano per mangiare così, capito? Queste savracci che usavano per mietere, no, proprio savracci vere, poi c'era il savracci puristera, quella è quella col manico lungo che si usava però per tagliare l'erba per il bestiame, capito? Questo invece è apposta per tagliare il grano, per fare la mietitura del grano all'antica. Adesso è tutto moderno, c'hanno i macchinari, mette il grano e esce il pane già fatto. Questo era l'unico strumento che voi avevate per... Aveva mia mamma, addirittura ce l'aveva mia mamma per mietere. Ed c'ha più di 100 anni. Se trovavamo c'è 110 anni, se si trovava adesso. Quindi questa c'ha più di... perché era addirittura della mamma. Quindi lei quando usa questo arnese, questo strumento, è come se lo usasse quando era ragazzino? Sì, è uguale. L'ho accompagnata. Io all'età di 11 anni avevo un gioco di vacche, guidavo il carro, mia mamma mieteva e io legavo i covoni, li prendevo, li mettevo al carro e li portavo all'aia. E poi a Sargiola, Quindi il percorso... sui 16 km con il carro. Partivo alle 9 di sera, arrivavo verso le 3:30, alle 4 del mattino e poi ripartivo, dopo che avevo scaricato ripartivo e che c'era mia mamma che stava mietendo con mio padre e mia sorella. Prendi un bambino adesso, non ti fanno niente perché non li fanno uscire, non li possono fare niente perché hanno paura e ci denunciano i padri. Quindi prima invece... Quando fai il conto, a 11 anni, uno con il carro, con i buoi, andare e lo facevo di notte. Mi facevo 16 km della strada statale, non era che, anche se era bianca in quel periodo, diciamo. Certo, diciamo che bisogna abbinare l'innovazione con la tradizione. I vostri racconti dovrebbero servire a stimolare i giovani. Sì, infatti, a stimolare gli altri a fare questo. Come un mottetto, no, che dice, mi lantaviricu e non voleva studiare. Babbo Madonnano, bello picco, e mi mandava a marrare. Anche la Proloco di Gesico partecipa insieme a quella di Ortacesus e della Trecenta
a questa manifestazione, dal suo contributo nel nome del pane. Sì, certo, diamo il nostro contributo, così come tutti gli altri Proloco della Tregenta e anche le altre vicine come territorio. Diamo il nostro contributo perché il pane è un elemento fondamentale. Sapete benissimo che la Tregenta è il vero granaio di Roma, della Sardegna, assieme alla Marmilla. E niente, quindi il pane è una cosa, un elemento che comunque nelle nostre tavole non manca mai, da sempre. Abbiamo quasi tutti i tipi di pane, niente, e speriamo, ecco, attraverso anche questo tipo di manifestazione, che venga valorizzato anche il prodotto principale, che è il grano, il nostro grano. Carlo Carta è il presidente della Proloco di Gesico. Apriamo una piccola parentesi, anche se oggi siamo a Ortacesus. Come deciderete di affrontare questi 2 anni di stand-by? Beh, siamo stati proprio in stand-by, però non ci siamo fermati. Abbiamo fatto molto cultura in questi 2 anni, quindi abbiamo valorizzato diversi aspetti come quella della ricerca, la ricerca storica. Abbiamo progettato nuove manifestazioni, non siamo rimasti fermi come Proloco. Cerchiamo di ripartire alla grande, anche se chiaramente sempre con, diciamo, con la spada di Damocle dell'autunno, che sarà un autunno sicuramente dove la pandemia avrà sicuramente una qualche ripresa, però cercheremo di limitare al massimo tutti i pericoli, useremo tutte le precauzioni necessarie e cerchiamo di ripartire. Non sarà sicuramente un'edizione come gli anni precedenti, però io prevedo chiaramente una ripresa abbastanza seria della saga della lumaca. Presidente, dal suo osservatorio, oltre alla ricetta appunto delle lumache, qual è la ricetta di Carlo Carta anche verso i colleghi di tutte le altre Proloco? Una ricetta per quanto riguarda il territorio è più unità, più aggregazioni sociali, è un po' più di rispetto per le associazioni, perché la politica, non dico proprio quella comunale, provinciale o regionale, ma soprattutto la politica nel suo insieme dovrebbe stare molto più attento a quello attenta a quello che stiamo mettendo in campo, perché veramente noi ci stiamo mettendo l'anima, con il nostro volontariato abbiamo permesso in questi 30 anni anche a questo territorio di riprendersi e di darsi una sua connotazione e una sua identità, che poi l'identità che è un'identità che viene dal passato, un passato per la Tregenta veramente importante. Nel nome del pane, 6ª edizione col presidente Gioacchino Piseddu, conclusione di questa 2 giorni straordinaria. Possiamo dire che c'è stata una partecipazione totale, unanime, in primis delle Proloco, che hanno sentito la necessità di unirsi e collaborare tutti insieme affinché una delle tante manifestazioni vada avanti. Fondamentale è stato l'aiuto dei volontari, delle altre appunto Proloco, ma soprattutto degli operatori che hanno fornito il loro pane tipico, le loro tradizioni. È stato anche un evento culturale con quello che è la cultura della pittura, con la cultura dei laboratori, ma soprattutto la rievocazione della mietitura. Esatto, questo è molto importante perché dobbiamo trasferire ai giovani, perché questa tradizione la sentono molto lontano da loro, ed è giusto che noi anziani riproponiamo questa vecchia abitudine della lavorazione dei campi, specialmente del grano, che è la prima necessità della sopravvivenza umana. Quindi possiamo rimandare l'appuntamento alla prossima edizione nel nome del pane, con l'auspicio che ci siano più giovani. Esatto, ecco, le Proloco, specialmente della Tregenta, lavoreranno affinché in questo campo, ripeto, nel campo del pane, ci sia un ritorno anche al campo, visto e considerato la crisi globale economica che abbiamo nel mondo. E allora oggi con Panorama Sardo abbiamo voluto raccontarvi un aspetto economico della nostra isola, quello del grano, e l'abbiamo fatto probabilmente nella zona che è più dedita a questo tipo di coltivazione. Non ci resta che salutarvi, continuate a seguirci sui nostri social ufficiali, ma soprattutto dal mare dorato della Tregenta, da Ortacesus, ci dirigiamo verso altre mete.
Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Immagina un mondo migliore. Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere. Senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo beyond zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Abbiamo visto nel corso della trasmissione, ma già dalla scorsa settimana, questo accordo tra la Nuova Sardegna e il gruppo Conad per uno sconto, una promozione che è operativa ogni giovedì sul quotidiano, un coupon e via con lo sconto sul fresco del 10%. Parliamo di questo con il responsabile per il nord-ovest d'Italia della Conad, Michele Orlandi, che da 25 anni e forse anche di più ha scelto di vivere a Cagliari sulla costiera. Come è andato questa prima settimana, questo esperimento? Ma diciamo che è andato bene, ci ha dato grande visibilità e grande risalto, devo dire, la gente l'ha apprezzato molto. È nato da un'idea del direttore della Nuova Sardegna, che è un cliente nostro, evidentemente frequenta il punto vendita di Sassari di Via Gramsci, ha buoni rapporti con alcuni soci del nord Sardegna nostro e gli ha fatto questa proposta di dire: ma facciamo qualcosa assieme per, come dire, per la gente, per la società, perché in qualche modo c'è questo clima difficile di cui tutti noi ormai
siamo temprati, voglio dire, tra guerra, Covid e quant'altro, inflazione, aumenti, eccetera. E quindi è nata questa idea di fare questo coupon che desse diritto a uno sconto del 10% sulla spesa dei freschi, che i clienti della Nuova Sardegna, semplicemente ritagliando il coupon, venendo in cassa dal giovedì in poi, fino alla settimana successiva, possono avere una volta lo sconto sulla spesa. E questa cosa durerà qualche settimana. Fino alla fine di settembre. Dottor Orlandi, ma questa è una promozione unica a livello nazionale o è già accaduto in altre regioni? Questa l'abbiamo fatta solo in Sardegna, diciamo che è stata, ripeto, uno spunto molto legato alla volontà dei nostri soci del Nord. Mi è parsa un'ottima idea, una buona idea, tra altre cose già suscitato anche l'interesse di alcuni colleghi invece del continente, per cui ma anche nel sud. Esattamente, anche nel sud della Sardegna, per cui all'inizio era destinata solo alla provincia di Sassari, devo dire francamente, per cui avevamo dove la Nuova francamente è molto sviluppata. E poi invece gli altri soci della Gallura e del Nuorese hanno... E anche un po' dell'Ogliastra. Anche un pochino dell'Ogliastra hanno chiesto di aderire e così insomma, è nata questa morfologia. Probabilmente quando scadrà decideremo se rinnovarla e magari anche vedremo di estenderla forse a tutta l'isola, perché sarebbe la cosa ideale, perché nell'area metropolitana di Cagliari fino a Oristano ci sono 700.000 abitanti. Mi racconti, Orlandi, come siete passati da Rete del Tirreno a Rete del Nord-Ovest e perché la Sardegna fa parte della Rete del Nord-Ovest? Diciamo che noi, il Conad è un insieme di cooperative. Originariamente erano oltre 40 cooperative, oggi sono rimaste 5 grandi aziende, frutto di fusioni. La nostra è proprio Conad Nord-Ovest, nasce proprio da una fusione tra Conad del Tirreno, che aveva competenze nel Lazio, Toscana e Sardegna, e Nordi Conad, che invece aveva competenze Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte ed Emilia. Da questa fusione, che si è concretizzata nel 2019, è nata Conad Nord-Ovest, il che vuol dire un'azienda che quest'anno ha fatto circa 4 miliardi e 300 milioni di giro d'affari. Con quanti dipendenti? I dipendenti totali nostri sono oltre 8.500. Questo della Rete del Nord-Ovest. Dipendenti collaboratori, perché poi i nostri negozi sono... Ma in totale Italia, Conad? In totale Italia sono oltre 20.000 le persone che lavorano nel sistema Conad, occupate nel sistema Conad, senza considerare poi gli appalti dei magazzini, perché ci sono altri soggetti giuridici, eccetera. Quindi è un sistema abbastanza importante. Conad Nord-Ovest, dicevo, circa 500 supermercati nelle 7 regioni che ho citato prima, e con 4 miliardi e mezzo siamo la quinta azienda di tutta la distribuzione italiana. Perché la Sardegna è inserita nel nord-ovest e non nel sud? Sardegna non è sud anche dal punto di vista dei consumi, anche la Nielsen la mette nell'area 3, che è l'area del centro, come dire, per cui non siamo sud in termini di consumi, non siamo sud in tante abitudini proprio di acquisti delle merci, anche se oggettivamente il reddito pro capite della Sardegna purtroppo non è molto diverso da quello di tante altre regioni del sud, ma essendo già in Conad del Tirreno è stato naturale che rimanesse all'interno di Conad Nord-Ovest, tra altre cose con un ruolo importante, perché noi in Sardegna siamo leader di mercato come quota, e quindi insomma, dà anche prestigio essere come dire, la capogruppo all'interno di una regione importante come la Sardegna. Poi in Sardegna storicamente in questo periodo, basta andare sulle spiagge, sentiamo molti dialetti laziali, molti dialetti toscani, liguri, eccetera, per cui c'è una certa vicinanza con la Toscana soprattutto. Parliamo adesso della situazione Sardegna e Cagliari, soprattutto dopo le acquisizioni dei 2 punti vendita ex Auchan, Pirri e Sant'Agilla. Sì, è stata un'acquisizione abbastanza sofferta, perché Auchan è un'azienda che aveva molti problemi, molti problemi soprattutto in ordine a risultati commerciali e anche al numero delle persone occupate, perché oggettivamente noi ci siamo trovati con un numero di esuberi importanti. Devo dire che l'acquisizione inizialmente aveva riguardato Olbia, Sassari e Sant'Agilla, dove
anche grazie agli accordi sindacali che avevamo fatto, grazie all'impegno di tanti soci nostri, anche a qualche nuova apertura, avremmo trovato in questi giorni la completa riutilizzo delle persone. Una parte se ne sono andate, una parte hanno accettato un incentivo, una parte sono state ricollocate, eccetera. Poi è arrivato Marconi a seguito. Marconi è un caso un po' più complesso perché oggi il negozio è chiuso perché il centro commerciale è da ristrutturare. Spero che nella primavera prossima si riesca a pensare di riaprire col centro commerciale ristrutturato, ricommercializzato e con noi dentro che faremo un format diverso da quello che era prima Auchan, lo ridurremo un po' simile a Santa Gila, sono i 4.500 metri quadri di area di vendita che è la nostra formula più di successo. E lì però abbiamo un po' di esubero di personale, per cui stiamo lavorando grazie anche al buon rapporto che abbiamo sempre avuto storicamente con il sindacato per trovare delle soluzioni intelligenti. La Regione ci ha dato una mano, ci è stata vicina in questa fase e confido che di trovare delle soluzioni che non siano di grande sofferenza, ecco, in modo che ci sia un'equità sociale. E a quel punto i dipendenti in Sardegna supereranno la soglia dei 1.500. Sì, saremo intorno, abbiamo già superato la soglia dei 1.500, io credo che saremo più vicini a 1.800 che a 1.500 in termini di personale occupato nei nostri punti di vendita. Un numero importante per la Sardegna, credo sia un numero veramente importante, in un settore difficile, perché approfitto del microfono perché la Sardegna, io lo dico sempre, è maglia nera nei consumi discount, il che sembra una grande contraddizione. Sardegna, dove abbiamo un popolo molto legato al proprio territorio, ai consumi dei propri prodotti, eccetera, che invece ha una quota di oltre il 30% di discount, che notoriamente non consumano molti prodotti del territorio. Sono anche belle aziende, ma che producono tutto a livello industriale, Nord Europa, Nord Italia, eccetera, eccetera, quindi di consumo di prodotto usato veramente poco. E questa cosa porterà alla lunga anche a dei problemi sulla fascia delle produzioni artigianali. Penso a tanti produttori che fanno il Malloredus, che fanno il pane carasau, che fanno la salsiccia, anche di grande quantità, ma se non trovano uno sfogo poi... E questa quota discount così elevata, a mio avviso, è una preoccupazione. Ma è anche un forte indice di povertà. Purtroppo sì, è una risposta a quello che si diceva prima, un reddito che è difficile. Per troppi anni ormai ci siamo concentrati solo esclusivamente sul turismo e mi pare che poi gli eventi disgraziati degli ultimi, della pandemia eccetera, ci abbiano penalizzato molto. Bisognerà ripensare un po', forse politicamente, anche al futuro della Sardegna, cercando di trovare degli equilibri di tipo diverso. Effettivamente sì, il consumo discount è proprio un senso della poca disponibilità delle famiglie in Sardegna. Siamo in chiusura di trasmissione, stanno per partire i titoli di coda. Mi fa piacere ricordare come Michele Orlandi, viareggino, abbia scelto, dopo un'esperienza brevissima in Sardegna, di fare la sua sede per la vita. E ha scelto la costa di Cagliari. Sì, questa è una scelta di cui non mi sono mai pentito, anzi sono molto contento. È passato un quarto di secolo. Sì. Pur ora viaggiando molto, perché io faccio direttore anche in Emilia, per cui tutte le settimane passo 3-4 giorni anche in Emilia, però quando torno a casa torno alla mia casa vicino al mare, dove la qualità della vita è diversa. Credo che vivere in Sardegna, per me, essendo di Viareggio, come hai sottolineato, ho sempre respirato l'aria salmastrosa del mare, e averlo a 200 metri da casa per me è di grande conforto, anche d'inverno, anche quando magari c'è tempo brutto e il mare è molto agitato, però i rumori, l'aria che si respira mi dà una gran gioia. In Sardegna io devo dire, grazie ai sardi che mi hanno accolto bene, devo dire, mi sono trovato molto bene. Io, la mia famiglia, mia moglie, mia figlia ormai convive qui da tanto tempo con una persona del territorio, e quindi il mio destino io lo vedo assolutamente qui in Sardegna. Credo che inevitabilmente ci siamo scelti.
in collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. La cantina e vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. L'Associazione Culturale Intermezzo di Nuoro vi invita dal 23 al 31 luglio alla 35esima edizione del Calagonone Jazz Festival. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Tele Sardegna 2.0, la presentazione del palinsesto. Mercoledì 27 luglio, ore 21. Conduce Massimiliano Medda. Vi assicuro che non ce ne dimenticheremo mai neanche noi. Questo si deciderà da parte.